Ciao, oggi siamo in compagnia di uno stupendo insetto, un coleottero profumato. Si chiama Dicronorrhina derbiana e vive nell'Africa equatoriale. Maschi e femmine sono leggermente diversi, il maschio infatti ha un cornetto davanti al capo. Sì, solo i maschi hanno questo piccolo corno perché lo utilizzano per combattere con altri maschi, sono quindi una specie territoriale. Ma la particolarità di questa specie è il profumo del maschio, perché voi non potete sentirlo, ma noi qua percepiamo un odore di frutta molto forte che ricorda un po' quello dell'albicocca. Alcuni coleotteri affini a questa dicronorrhina utilizzano questa sostanza, che è un decalattone, per attirare la femmina. Ciao da Emanuele Francesco, questi sono gli sciottini di X vs Y, tutto quello che non sapevate di voler sapere sulla scienza della riproduzione. Francesco, non ce la farò mai oggi, ma ce la posso fare. Ok, la coerenza prima di tutto. Anzi, Sai come la adoro la coerenza.